Buonasera, buon lunedì, bentrovati a Corner. Siamo qui per commentare, diciamo analizzare l'ennesimo stop interno del Catania, che proprio in questa stagione ha grandi difficoltà allo stadio Massimino. Un campionato insoddisfacente per quelle che erano le promesse, almeno in questa fase, diciamo prima fase di campionato, nella fase del girone di andata. Ne parleremo stasera con Carlo Breve. Si aspettavano tutti Angelo Patanè. Invece sono Carlo Breve. Buonasera a tutti, buonasera Angelo, Carlo. Buonasera Alessandro Vagliasini. Buonasera. Grazie a Luca Di Gregorio che è con noi stasera. Buonasera Angelo, grazie a voi. Vado dall'altra parte dello studio dove c'è la nostra Giulia. Ci sono sempre io. Buonasera Angelo, buonasera a tutti voi. Io vi ricordo che potete interagire con noi in studio mandando messaggi brevi tramite la nostra linea WhatsApp. Il numero è 342 771 2855. Allora, prima di sentire i cugini che vedo già collegati, attenzione, dallo studio VIP, vi dico che fra poco sentiremo e vedremo anche Angelo Patanè, che per impegni, diciamo, di altra natura questa sera non sarà con noi, però ci darà il suo contributo. Andiamo dai cugini. Buonasera ragazzi. Buonasera. La mancanza di Angelo, buonasera. Esatto. Mi è piaciuta la presentazione di Breve, sono Breve, Carlo Breve, tipo Batman. e poi subito Giulia, tipo messaggi brevi. Esatto. Messaggi Carli. Tutto riconduce. Siamo collegati da questo punto di vista. Messaggi Carli. Esatto. Allora, come sempre, come facciamo diciamo ogni lunedì, ogni qualvolta siamo in onda con Corner, visto che parliamo proprio della partita del Catania, la svisceriamo in tutte le sue sfaccettature, non solo. Avremo un'ampia moviola questa sera. Vediamo la copertina nel montaggio di Francesco Gigante e vediamo poi l'analisi subito dopo di questa partita. Attenzione perché il Catania può partire con una sfera che viene calciata malissimo. E adesso c'è Castellini che la mette a rasoterra all'interno del rigore, la girata da parte di Roberto Inglese, ma il pallone rimane vivo. Catania la girata ancora, potrebbe il calcio di rigore. Sì, Che c'è? nettissimo. Per l'accorramento di Stoppa all'interno dell'area di rigore. Incrociamo le dita perché dagli 11 metri può cambiare il destino. Il tiro, il gol di Matteo Stoppa. Di 8 di punizione e c'è il gol che porta la Gavese al pareggio. Il Catania si aggiusta il pallone. La girata è incredibile. Inglese la sfiorata di testa. Pallone che sfiora all'interno, la girata di testa, incredibile Sturaro, che cosa sbaglia? Allora, abbiamo rivisto la partita in 2 minuti, poco più. Fra poco vado da Carlo Breve, che la partita l'ha vista non so quante volte, l'ha vista lì allo stadio, poi la sentirete ancora commentata da lui per la differita che partirà alle 22:15. Vorrei sentire Luca Di Gregorio per cominciare, dopo un pareggio come quello che è arrivato sabato, è l'ennesimo passo falso in casa di una squadra che ha avuto tante occasioni e continua a non sfruttarle, occasione ennesima considerato che le prime della classe questa settimana hanno tutto rallentato. Sì, un'altra occasione persa visto i risultati delle altre squadre.
Non ci aspettavamo questo risultato. Il Catania, devo dire, tutto sommato, ora abbiamo rivisto gli highlights, è partito bene, ha avuto le sue occasioni, la Cavese non ha fatto granché. Devo dire che lì davanti ho visto un bel movimento con Stoppa, D'Andrea, Inglese, però alla fine l'errore è stato pagato caro, secondo me, e quindi un'ennesima battuta d'arresto. Vado da Alessandro adesso. La considerazione, Angelo, è sulla circostanza che il 70% circa dei giocatori che compongono la rosa del Catania ha vinto uno o più campionati di Serie C. L'allenatore del Catania di campionati di Serie C ne ha vinti a Iosa. Quindi in teoria questi giocatori e questo staff tecnico dovrebbero avere tutte le armi per venire a capo di qualsiasi tipo di partita, perché in queste partite la mentalità, il carattere, la determinazione, la capacità di leggere i momenti della partita dovrebbe consentirti di portare a casa il risultato pieno. Invece questi giocatori, e ci mettiamo anche l'allenatore perché ovviamente è parte integrante di questa squadra, in tanti momenti chiave di questa stagione balbettano e non riescono a esprimere quello che è sicuramente nelle loro potenzialità, perché lo dicono i curriculum e non sono neanche giocatori troppo navigati, quindi si può pensare magari siano nella fase discendente della loro carriera. Bisogna interrogarsi sulle cause, e qui magari la mia considerazione diventa anche una domanda a Carlo Breve, che la maglia del Catania l'ha vestita e quindi sa cosa significa giocare per il Catania. C'è una differenza, Carlo, cioè questi giocatori, abbiamo detto presi singolarmente, portatori di numeri importanti nelle loro carriere, arrivano a Catania e è come se hanno un blocco, qualcosa che ne impedisce di tirare fuori Alessandro, tutto però il non meglio. è la prima volta. Sì, però ecco, dalla mia considerazione la domanda è per Carlo, che ripeto questa maglia l'ha vestita, ma anche Luca, lo chiedo a tutti e due, cosa cambia da Carrara, faccio un esempio, a Catania? Sicuramente le pressioni sono diverse, giocare davanti a 15-20 mila persone, giocare davanti a 5 mila cambia. Poi sappiamo insomma il calore della gente a Catania che pretende tanto, giustamente, perché dà e pretende, questo è naturale. Ieri il Catania, ritengo, primo tempo molto soddisfacente, approcciato benissimo la gara, e su questo siamo tutti d'accordo. Gol e occasioni, ci interroghiamo sul buona secondo qualità. Secondo tempo insufficiente già dall'inizio, perché una squadra come il Catania deve pigiare ancora sull'acceleratore per chiudere la partita, perché poi si sa che durante una partita qualcosa la devi concedere sempre all'avversaria. E ieri si è concessa, nonostante l'avversario non abbia fatto nulla, secondo me, per pareggiarla, pochissimo, veramente poco, il Catania ha concesso un regalo incredibile nell'occasione del gol, un regalo che una squadra che vuole ritornare tra le principali protagoniste del torneo non può concedere. E non è il primo. E non è il primo. Esatto. Proprio questa Luca, invece, la considerazione dal tuo punto di vista? Sì, come diceva Carlo, sicuramente c'è una pressione diversa rispetto ad altre squadre che anche in B o in A si trovano con 5.000 o 10.000 spettatori. Devo dire anche in modo specifico la tifoseria ha contestato in maniera educata, in maniera civile, senza andare oltre, con dei fischi normalissimi, e visto anche il momento della squadra. Sicuramente forse alcuni, quelli navigati che dicevi tu, sì, hanno giocato in certi palcoscenici, altri forse non hanno mai giocato davanti a questo pubblico in Lega Pro. Però alla fine l'errore che diceva prima Carlo è stato pagato, ma dopo quell'errore si sono avute due occasioni, una limpida e una limpidissima, quella di Inglese di testa e quella di Sturaro. Forse lì parlavamo stasera di altro, ma come dicevamo prima è un'altra occasione mancata. Ma comunque, per quello che dicevi tu,
qui è diverso giocare rispetto ad altre piazze. Allora, fra poco apriremo il collegamento con Angelo Patanè. Intanto vorrei sentire i primi messaggi, gli umori da casa. Sono tanti già. Sono tanti, ancora prima di iniziare la trasmissione già c'erano messaggi. Buonasera, come diceva ai giocatori il grande Pietro Lo Monaco, le partite si vincono quando siete sotto la doccia. Bisogna subito chiudere le partite. Pippo da San Michele di Ganzaria. Buonasera, domanda per i presenti in studio. Cambiano gli interpreti, ma i risultati, gli errori, le prestazioni e gli infortuni sono sempre gli stessi. Cosa succede in questa società? Fabio Suma. Bah, cosa succede? Succede quello che ogni campionato ti può presentare, però devi anche, scusate il gioco di parole, prevedere l'imprevedibile. Cioè, quando poi hai tanti episodi che ti danno l'unità di misura di questi limiti, o intervieni subito oppure sei costretto ad aspettare il mercato di riparazione per cercare di correggere. Però dico, sono tante concause che dobbiamo prendere in esame. Ci sono gli errori tecnici, ci sono ovviamente dei giocatori, ci sono gli errori dello staff tecnico, ci sono anche gli errori della dirigenza, perché evidentemente pur con tutte le problematiche di quest'estate, la fideiussione, il budget che si riduce improvvisamente, evidentemente in questa rosa ci sono dei giocatori che non hanno magari risposto a quelle che erano le previsioni, le aspettative della piazza. Sulla presenza della dirigenza mi costa dire, perché ero presente come testimone oculare, in quanto in mix zone vicino alle postazioni dove anche noi facciamo le interviste post partita, ho assistito con i miei occhi all'uscita in blocco di tutta la squadra dallo spogliatoio per dirigersi nella stanzetta della mix zone di fronte l'antidoping, per capirci, perché il direttore Daniele Faggiano li ha tenuti a rapporto con toni anche veementi e duri, che ho sentito con le mie orecchie, perché dall'esterno comunque si sentivano. Quindi da questo punto di vista non mi sento di poter dire che la dirigenza, intesa come dirigenza tecnica della squadra, sia assente, anzi credo che il direttore Faggiano nel suo ruolo sta dando il massimo, e queste continue reprimende devono servire a tirare fuori, anche se diciamo è tardi nel senso che siamo quasi alla fine del girone d'andata, tirare fuori da ciascuno di questi giocatori quello che ancora non sono riusciti ad esprimere. Allora, altri due messaggi, dopo ci fermiamo. Lucio 46, io non capisco, forse sarà ansia del Massimino, questa squadra in casa non riesce a far risultato, sarà una questione mentale? Mistero. Vincent, buonasera, ieri bastava un piccolo appoggio leggero e avremmo parlato di altro. Sturaro si farà perdonare a Taranto? Beh, dare la croce a Sturaro chiaramente mi sembra ingeneroso, sì. Sicuramente un errore importantissimo, però ecco, secondo me è più grave l'errore commesso in occasione del gol della Cavese, perché quella è una situazione facilmente leggibile, al di là del fuorigioco che poi dimostreremo in Moviola esserci riguardo la posizione di Fella, però secondo me è più grave l'errore di Di Gennaro, perché comunque ha sbagliato Di Gennaro, piuttosto che quello di Stefano Sturaro. Allora ci fermiamo, sì. Dopo torneremo ancora dalla nostra Giulia. Intanto chiedo alla regia di attivare il collegamento con Angelo Patanè, così sentiremo anche la sua impressione. Qualche minuto e siamo di nuovo insieme. Rieccoci, siamo di nuovo insieme, come promesso adesso è il momento di Patanè. Lo vedo già. Buonasera Angelo. Buonasera Angelo, buonasera Luca, buonasera Carlo e buonasera c'è Alessandro. C'è Alessandro, c'è Giulia e ci sono i cugini. Ciao Giulia. Allora ci sono tutti quanti. Ma sei ai fori imperiali? No, ancora no, non sono ancora fuori italiani, devo ancora partire, però non avevamo altro modo per collegarci se non quello parlarci a distanza, anche se penso che la comunicazione rimane forte e chiara. Magari ti sentiamo malissimo, allora il problema è l'audio che non è perfetto questa sera, non riusciamo
a sentirti chiaro ed è un problema. Abbiamo un fastidioso effetto sull'audio, magari cerchiamo di perfezionare e fra poco torniamo da te. Nel frattempo torniamo di nuovo in studio. Secondo me è Alessandro. una scusa per silenziarlo. No, ci sono troppe interferenze nell'audio e c'è un ritorno anche sul suo microfono e quindi cerchiamo di perfezionare se riusciamo ovviamente e vediamo un po'. Un'altra considerazione sulla partita, se mi consenti, Sì. oppure non so se volevi Io volevo andare vedere un sulla po' di Moviola. episodi di Moviola, Ok. però la considerazione breve Sì, poi magari cerchiamo di sentire è abbastanza sintetica. Una perplessità che mi è rimasta è la circostanza che anche per questa partita abbiamo giocato con un esterno adattato, Carpani, e un esterno che sarebbe il vice di Guglielmotti. Ma adattato a sinistra. Esattamente. E per una partita in casa credo che questa, contro una squadra abbastanza bottonata, è una circostanza che può presentare un handicap non indifferente. Per una squadra tra l'altro come vuole Toscano, che deve giocare sull'ampiezza, quindi bisogna che questi esterni arrivino e arrivino bene al fondo. E la considerazione che faccio è che abbiamo, tra virgolette, dovuto sacrificare Anastasio a braccetto anziché utilizzare Quaini, che voglio dire da centrale difensivo l'anno scorso ha fatto delle ottime prestazioni e che ha pregiudicato quindi al Catania la possibilità di avere un esterno a tutta fascia con gamba diversa e di ruolo, quindi un mancino che gioca a sinistra, quindi Anastasio, e questo secondo me ha un po' depotenziato la possibilità di arrivare con più pericolosità negli ultimi 20 metri. Non so se... No, sono d'accordo Alessandro, sicuramente d'accordo. Specificità nei ruoli poteva essere anche una chiave diversa di lettura. Mister Toscano ha voluto premiare l'11 di Avellino che aveva fatto una grandissima prestazione. Però e un quindi conto è giocare ad Avellino è andato con un avanti. atteggiamento, Sì, un conto sì, è giocare in casa. Sono d'accordo, però ha voluto dare continuità. Quella squadra che ha fatto benissimo ad Avellino l'ha fatto copia e incolla. Ieri Carpani non è arrivato una volta al cross da destra perché chiaramente fa fatica in quella posizione. Perché non è la sua. È chiaro, così come Raimo, una cosa A che arriva al sinistra, cross certo. da destra, Sisa deve sempre rientrare. Ma anche l'occasione. Raimo secondo me è tra i più positivi. Tutto sommato Guarda, l'ha fatto Ha bene. fatto Allora, bene. ha fatto bene. La grande occasione lì si è fatto ingolosire. Proprio con Raimo, partiamo cominciamo dalla con Moviola. Raimo, Perché vediamo si è fatto l'estazione, ingolosire. dai. Il protagonista è E il nel primo. frattempo mi dite quando abbiamo di nuovo Che Paganè fa che non tutto vedo bene, adesso. fa tre cose: stop fatto benissimo, salta l'uomo secco e poi il terzo. La prima occasione. Non è il suo piede. si vede Alessandro, subito. vediamo Sì. il primo episodio della Moviola, eccolo qui. Siamo guarda. al secondo, vedete, sì. è Raimo che decide tra l'altro di concludere di sinistro quando D'Andrea all'interno dell'area sul secondo palo era sicuramente ben appostato per poter anche inglese. convertire. Ma anche inglese, anche Sì, inglese. però Messo D'Andrea è bene, ancora cioè, meglio. Erano in D'Andrea- 2 contro 1, Ma, sì. Tutte e due messi bene. Quindi questa prima occasione che esaminiamo in Moviola, eccola ancora riproposta, questo è quello che Bravissimo diceva nel saltare Carlo, l'uomo. cioè saltare l'uomo, però E lo poi, stop, anche il primo stop perfetto. però poi non inquadra lo sport. Un peccato, un Le peccato. scarpe poi erano messe al contrario in questo caso. Facciamo una battuta, però non ce ne voglia Raimo, che secondo me Però- ha fatto una grandissima E prestazione anche, anche ieri. e anche da un punto di vista dell'impegno, un giocatore che Grande non risparmia intensità, energie. cresciuto tantissimo. Assolutamente. Finora tanto di cappello a Raimo. Allora, Episodio sì, 2. vediamo il prossimo episodio, Alessandro, che ci Dovrebbe porta proprio essere al il rigore del rigore su Catania. stop, sì. Sì. C'è questa palla, diciamo, contesa, poi Rizzo fuori tempo su stoppa. Lo rivediamo qui, guarda. È il L'arbitro momento in cui è posizionato perfettamente rispetto al sul punto prossimo, in cui avviene il al prossimo contatto. clip vediamo anche il momento È del, bravissimo qua dell'impatto. D'Andrea, Sì. D'Andrea è bravissimo a girarsi Sì. in un fazzoletto E poi c'è il contatto tra E il poi piede destro e di favorire questo, Rizzo che la palla arrivi a e il piede a destro stoppa. di stoppa. Quindi credo che su questo rigore non ci È sia un dubbio. D'Andrea Assolutamente. che non molla, che Sì, è si bravo, mette lì D'Andrea. e... Si gira benissimo. Andiamo a vedere come ha trasformato il rigore stoppa, terzo episodio della Moviola. C'era stato un po' il timore perché gli ultimi tentativi di trasformazione al dischetto non erano andati bene nel Catania, invece stoppa lo calcia perfettamente, tiro secco, spiazza il portiere.
ineccepibile questa trasformazione, che conferma anche il periodo di crescita costante di Stoppa, che almeno per un tempo è stato l'uomo in più del Catania. Sicuramente è il giocatore più in palla della squadra, quello che è più fresco anche mentalmente, non solo fisicamente. Angelo, questa posizione secondo me è perfettamente diventa proprio il leader attinente alle del sue gioco caratteristiche. offensivo, è bravissimo a smarcarsi sempre in zona luce, si fa trovare sempre tra le linee, ha questa forza istantanea che brucia gli avversari nei primi metri e un'ottima qualità di destra e sinistra. Affinità di ruolo piazzati con te, Luca, no? Affinità di ruolo con te, dico, tu puoi darlo ancora meglio questo giudizio. Io ero sono mancino, sì, mi piace anche per questo tipo di caratteristiche. E poi dicevo, calcia benissimo i calci d'angolo, le punizioni, calci piazzati, è bravissimo e può spezzare la partita in ogni momento. Rivedo Patanè in sofferenza, fermiamo la moviola, abbiamo ancora un po' di episodi, finalmente speriamo di poterti sentire, Patanè. Ora perfetto. Penso. Vediamo un attimo di sentirti, dai, il problema è che probabilmente... Mentre voi in personaggio giustamente casi sapete che fa arrabbiare la gente che rende competitiva la sua squadra e che fa più attenzione alla formazione dello Stato non riesce a andare. Patanè, scusami Angelo, io ti devo fermare, ti devo interrompere perché noi non sentiamo la tua voce, sentiamo quello che c'è fuori attorno a te, ma non sentiamo la tua voce in questo momento. Ora, se riusciamo magari a cambiare location, a cambiare posizione, però altrimenti è difficile. Abbiamo capito sì e no 2 o 3 parole rispetto a quelle che tu hai detto dall'inizio del collegamento. È una fatica davvero. Adesso addirittura vediamo l'immagine. Sì, adesso ti sento un po' meglio, Angelo, leggermente meglio, dai. Allora, abbiamo costore quello che fa arrabbiare la gente è il fatto che mentre in altri giorni vado a 42 minuti, la seconda nel 40, pensione qui, la pescare nel 39, la pescare nel 37. Questo è veramente un girone scadente, o quantomeno avvertito, perché se pensiamo che la prima classifica 33 punti e la seconda nel 30, questo aumenta un po' i demeriti del Catania. Demeriti che cominciano e funzionano, questi sono anche i numeri di questa squadra, sui gol fatti e sui gol subiti. Significa che come abbiamo analizzato, abbiamo analizzato con Carlo la partita che abbiamo visto e abbiamo concentrato l'attenzione sull'aspetto difensivo, l'errore difensivo, ma realizziamo soltanto 22 punti, 22 gol, ne subiamo 16 e subiamo paradossalmente gol nello stesso momento in cui la formazione rossa-azzurra dovrebbe invece cercare di concentrare le attenzioni e portare al risultato definitivo di vittoria quel misero gol che è riuscito a realizzare. Questi sono 2 fattori che incidono in maniera assolutamente negativa in quello che è lo score del Catania. Basti pensare che nell'elenco dei capocannonieri e negli altri gironi sono quasi tutti in doppia cifra. Per arrivare a Catania ad avere una doppia cifra dobbiamo unire i gol che realizzano tutti e 4 gli attaccanti sostanzialmente. Per superare la doppia cifra dobbiamo andare a concentrare i gol di un giocatore come Inglese, i gol di D'Andrea, i gol di Stoppa. Solo allora riusciamo a trovare una doppia cifra col gol di Montalto, arriviamo ad 11 ed è una circostanza anche questa che va analizzata. È vero che a gennaio si aspetta probabilmente che accada qualcosa di importante, però così come diceva a me pare correttamente che abbiamo avuto ospite la scorsa settimana e che ha raccontato un po' il senso di tante vittorie, quindi al tempo ci stanno praticamente cacciando via, ci dice che per vincere un campionato devi fare sempre un gol in più dell'avversario. Se il Catania si fa col contagocce e quei pochi che fa non riesce a portarli con una vittoria definitiva, evidentemente in tutto questo sta il problema della formazione rossa-azzurra. Poi ovviamente la partita di avantieri
se rivediamo quel gol fallito negli ultimi istanti da un giocatore che ha fatto la Champions League, neanche a farlo apposta riesce per altre 100 volte ad indirizzare il pallone di poco a fil di palo. Lì c'è un po' di diavolo, come diceva correttamente il tecnico del Catania, ma è anche vero che ci sono ragioni di organizzazione anche futura di questa squadra che dovranno fare il conto di quello che è la classifica dei cannonieri e il fatto che da solo un giocatore come Inglese non può fare le 3 fasi difensive se non viene supportato da tutti gli altri dell'impianto offensivo. Angelo, allora ti fermo un attimo, poi magari cerchiamo di perfezionare un po' meglio il collegamento, se riusciamo, da un punto di vista dell'audio, per avere un altro tuo contributo nel corso della trasmissione. Ci dobbiamo assolutamente fermare, torniamo fra pochissimo, riprenderemo ad esaminare gli episodi da Moviola. Il prossimo è chiave perché ci porta proprio al gol di Fella. Tutto questo fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme per Corner. Allora a questo punto completiamo gli episodi da Moviola, Alessandro, e partiamo da un calcio di punizione, da quel calcio di punizione da cui è scaturita poi il gol del pari della Cavese. Eccolo qui l'episodio. Minuto 72. Vediamo un po'. Qui più che l'arbitro è il guardalinee che alza la bandierina per segnalare questo presunto fallo di Jimenez su Diarra Subà, alza il credo si gomito, chiamasse. alza il braccio Jimenez, ma insomma, cioè voglio dire, Può starci così come non ci può stare. però è decisione del guardalinee. L'arbitro si fida di quello che vede l'assistente e accorda il calcio. Anche perché l'arbitro è abbastanza lontano da dove si svolge l'azione, quindi chiaramente il guardalinee È là un vicino. po' alto il gomito di Jimenez. Secondo me Si può dare come non si può dare. Sono d'accordo. Ok, andiamo all'episodio Prossimo. chiave, che è il calcio piazzato di Pezzella, vedete, e Fella che anticipa Di Adesso ci Gennaro arriviamo piano piano, e batte Beters. Siamo al minuto 74, rivediamo la punizione di Pezzella, il colpo di testa di Fella, la difesa del Catania assolutamente impreparata, e qui evidenziamo il momento in cui parte il pallone dai piedi di Pezzella, la posizione di Fella che è al di là della linea difensiva del Catania. Non è questa l'immagine. È la prossima Ci immagine arriviamo. che vedremo. Eccola qua. Guardate Fella e guardate i piedi dei difensori del Catania che sono tutti almeno al limite dell'area piccola, mentre il piede di Fella, sinistro di Fella. no, probabilmente, certamente il piede di Fella, proprio per postura del corpo, ha un piede destro sulla linea del limite dell'area piccola e il piede sinistro oltre, e quindi oltre qualsiasi giocatore del Catania. E qui l'assistente è in linea, Alessandro. Sì, però c'è una considerazione che possiamo fare. La circostanza è che la barriera del Catania è all'interno dell'area di rigore. Quindi in questi casi l'assistente, visto il posizionamento dell'arbitro dall'altro lato, ha anche il compito di verificare se ci possono essere deviazioni di braccio da parte dei giocatori in barriera. Quindi secondo me l'assistente stava guardando i due uomini in barriera del Catania e ha perso il frame in cui Pezzella fa partire il piazzato e Fella è già oltre la linea del limite dell'area piccola. Però è un errore assolutamente grave perché va insomma a inficiare sul risultato. Insomma, il Catania con una segnalazione di fuorigioco restava avanti 1-0, eravamo al 73esimo, quindi quasi sicuramente la Cavese non avrebbe avuto chance perché non l'aveva fatto, nel corso di tutta la partita. Beters non ha fatto alcuna parata. L'errore è grave, oltre questo dell'arbitro. Questo l'errore di Di Gennaro l'abbiamo detto prima. E di Di Gennaro. E sai anche perché? Perché sul calcio di punizione, nel momento in cui c'è il calcio di punizione, ci sono dei cambi pure. Quindi c'è tutto il tempo per vedere com'è la situazione. Lui vede e guarda solo la palla. Guarda solo Pezzella che sta calciando. Oggi l'ho visto e rivisto almeno 10 volte, schermo gigante. Lui non mette mai gli occhi vicino
a Fella. È un difensore della sua caratura, che fa della presa di posizione, della marcatura un suo punto di forza, non può permettersi di fare un errore di disattenzione del genere, che ha inficiato il risultato. Io non piango il gol sbagliato di Sturaro, da allenatore non avrei mai detto nulla a Sturaro, da allenatore avrei tirato le orecchie sicuramente a Di Gennaro, che sbaglia, fa un errore di disattenzione, di superficialità gravissime. Sì, ma anche per stazza, cioè vedendo i due giocatori è inverosimile che Di Gennaro si faccia anticipare che deve di testa da mettersi Fella. vicino a Fella, è l'uomo più vicino. Il Catania marca zona in queste situazioni, con un Castello ci sono 4 difensori, Fella si mette in mezzo tra lui e il primo difensore, deve andare subito ad attaccarsi a Fella e non gli farà prendere mai palla. Carlo, se vedi dalle immagini, può essere una considerazione, sono 5 contro 3. 5 nostri contro 3 della non Cavese. Avrebbe mai colpito di testa Fella con Di Gennaro messo nella giusta posizione, basta stare leggermente attenti. Un'ultima considerazione, perché qualcuno insomma mi ha fatto notare, ma è semplicemente una considerazione, la posizione di Betters rispetto alla traiettoria. Poteva uscire, poteva andare ad accorciare sulla traiettoria, oppure il suo atteggiamento ma siamo era al limite corretto? dell'area piccola, siamo all'area piccola, Alessandro, quindi probabilmente il portiere, che è il padrone, si dice così, dell'area piccola. Che ne pensate? Qualcosa in più poteva anche rischiare, anche perché è un po' più avanti rispetto alla linea di porta, quindi là può fare qualcosa. Questo magari è un piccolo limite che ha il portiere del Catania nelle uscite, anche vista la sua statura, magari non si sente molto, molto sicuro, ecco, e quindi non ha azzardato l'uscita. Ma ci poteva stare. Il 95% delle responsabilità è di Matteo Di Gennaro, e lui lo sa perché avrà rivisto e rivisto queste immagini e deve fare un bel mea culpa e deve dimostrare sul campo di meritarsi i galloni di leader difensivo. Perché fino alla partita interna con Latina era stato impeccabile del tutto. Poi adesso questi 2 errori diventano sono 2 errori pesanti, sono 5 punti in meno. Certo. 5 punti in meno, Costano punti. Alessandro. Andiamo a chiudere con la Moviola e vediamo intanto un fallo su D'Andrea che non è stato sanzionato, Alessandro, meritava da parte il di cartellino giallo, e poi che era già ammonito ed entra così su D'Andrea. Allora dobbiamo subito escludere che possa essere giudicato come fallo tattico, perché non è una ripartenza, in quanto ci sono altri giocatori della Cavese nei pressi e non si può configurare questa ipotesi. Però l'imprudenza è il parametro valutativo in questo caso per capire se di Arrassuba meritasse o meno il cartellino giallo. Secondo me me sì, anche perché comunque aveva sommato tanti falli nel corso della partita, era già stato ammonito nel primo tempo, fallo da dietro, via. Secondo me questo è secondo giallo, è rosso, tant'è che dopo 2-3 minuti Maiuri lo sostituisce perché ha capito tanti piccoli errori che hanno condizionato un po' anche il risultato. Sì, assolutamente. Prossimo episodio, adesso l'occasione di Inglese. Sì. Siamo già insomma nei minuti finali, 80°, c'è questo cross di Anastasio, grave anche questo errore. Roberto Inglese che non inquadra lo specchio della porta. Anche nella partita contro il Giuliano ha sbagliato un gol simile, se vi ricordate. Sì, assolutamente, certo me lo ricordo. È un attaccante della sua levatura, deve sentire la porta in queste situazioni, deve risolvere la partita in queste situazioni, però non possiamo rimproverare nulla per lo constatiamo perché è giusto nell'analisi, per impegno, per concentrazione, pretendere di più per professionalità da Inglese in questa circostanza è giusto, ci sta a pretendere di più, deve fare gol. Certo, andiamo all'episodio degli episodi. L'abbiamo citato tante volte, minuto 92, c'è questa posizione di Anastasio, Montalto che riesce a trovare lo spunto per anticipare il difensore, e poi è inutile che lo commentiamo perché si commenta da solo. Sì, è da un metro, veramente è un metro. Più facile fare gol che Luca, che incredibile, è un ex attaccante. Qui cosa deve fare un attaccante per non sbagliare? Io mi trovavo anche in quella traiettoria, ecco, quindi l'ho visto perfettamente. Capisco anche da giocatore che
che in quei momenti concitati, negli ultimi minuti, si può anche sbagliare. Lì forse l'ha aperta troppo, doveva chiudere un po' con diciamo, non con la fronte, forse con la parte esterna. No, ma basta prendere la fronte. Cioè anch'io non mi capacito come però, si può ragazzi, sbagliare. non piangiamo questi perché No, anche certo, ieri in Serie A Coco ha sbagliato un gol incredibile. Assolutamente. Quindi i gol si sbagliano, sono convinto. Tra l'altro mi dispiace per il ragazzo che sicuramente ha lavorato così tanto per rientrare dopo 2 mesi e mezzo circa, e avrebbe meritato il gol ieri, perché è entrato benissimo in partita, ha fatto 20 minuti di buona qualità. Mi dispiace, il ragazzo non avrà dormito. Noi siamo stati calciatori. Assolutamente. Luca, non avrà dormito tutta la notte. Assolutamente. Quindi dispiace veramente, perché avrebbe meritato di fare gol. Sentiamo, abbiamo chiuso con la Moviola, un paio di messaggi intanto da parte di Giulia. Alfio 70. Da mesi sentiamo il mister ripetere lo stesso copione. La sfortuna non esiste, esistono gli errori. Non ci resta che puntare al secondo posto, magari con qualche integrazione a gennaio. Poi c'è una domanda per Vagliasindi. Volevo chiedere al signor Vagliasindi, ma giocatori come Cianci e Cicirelli non sarebbero serviti a questo Catania? È stata una scelta tecnica o economica? Allora, per quanto riguarda Cicirelli è stata una scelta economica, perché come abbiamo più volte sottolineato, il budget è cambiato in corsa e quindi per restare dentro quel budget hanno dovuto fare dei sacrifici per i giocatori che avevano, insomma, degli stipendi medio-alti, tra cui Cicirelli. Per quanto riguarda Cianci invece è stata una scelta esclusivamente caratteriale, perché c'erano stati, insomma, degli screzi con la dirigenza, e tra l'altro pare che Cianci sia arrivato in ritiro un po' troppo sovrappeso, e questa circostanza un po' ha indispettito ulteriormente i dirigenti, che hanno deciso di darlo via. E poi chiaramente sul campo Cianci sta smentendo queste perplessità, perché a Terni sta giocando un campionato Abbiamo un importantissimo. minuto prima della sosta, Padane, ma un minuto perché è tassativo 21:30 e vorremmo sentirti. Allora, io devo andare, il volo mi parte. Allora, avete analizzato tutte le fasi, ma con Carlo abbiamo riguardato l'errore sicuramente di Di Gennaro, ma non possiamo chiudere gli occhi di fronte a una circostanza per cui Catania realizza durante ogni partita almeno 4-5 azioni da rete e non riesce a concretizzarle. È vero che la fase difensiva nel corso di 90 minuti porta l'intero impianto difensivo a dover contenere almeno 6, 7, 8, 9 occasioni da rete, ma se non sei determinante sotto rete, sotto misura, evidentemente sta là il gap del Catania, e sta lì il gap del Catania in un torneo dove proprio quest'anno il girone C è il più scadente, vogliamo metterlo così, vogliamo dire equilibrato, di tutti quanti, ed è un peccato pensare che giocatori come Di Carmine, così come Cianci, così come Cicirelli, per un motivo o per l'altro andati via, e pensare pure che invece il nostro impianto di attaccanti non riesce tutti insieme a realizzare una doppia cifra. Sono due aspetti che vanno a pari passo e a braccetto, sui quali ovviamente la dirigenza non può far finta di nulla, perché altrimenti vanificheremmo anche il lavoro di un allenatore che ha dovuto fare di necessità virtù, andando a cercare le alchimie giuste per una moria di centrocampisti lì in mezzo al campo, e a una situazione devastante con 9 uomini che non sono stati arruolabili per un lunghissimo periodo di tempo, 6, 7, 8 fino a 9 uomini. Ma tutto questo passa pure dalla circostanza che il Catania realizza 3-4 occasioni da rete a partita e non riesce a finalizzarle, e quando le finalizza, quel poco che accade non riesce alla fine a mantenere il vantaggio. Guardate le altre situazioni che ci stanno nel girone A e nel girone B. È una situazione che il Catania non può non valutare nell'ottica di un tentativo di remontata che dovrebbe iniziare a gennaio, ma anche con nuovi profili che magari possano restituire meglio a Catania. Padane,
Ti devo fermare e ci dobbiamo fermare. Buon viaggio a te, ti aspettiamo ovviamente intanto per Diretta Stadio domenica, perché ci racconterai la partita assieme qui in studio assieme a Carlo Breve. Ci sarà Marco che andrà a Taranto, ci racconterà cosa succede a Taranto questa domenica. Grazie, ci rivediamo a Corner lunedì prossimo invece in studio. Adesso vado da Giulia perché è un momento particolare. Sì, perché noi ci fermiamo come al solito per la nostra pausa caffè e torniamo subito da voi. A tra poco. Allora, siamo di nuovo insieme e adesso ripartiamo dai cugini. Eccoli qua. Siamo pronti con la rassegna? Però non facciamo troppi rumori, ragazzi, con i microfoni. Sento troppi rumori. Tipo Patanè, che si è capito in realtà poco, ma non è cambiato tanto rispetto alle la differenza è che prima era per l'indifferenza. Allora, ragazzi, andiamo vi chiedo di darci intanto un paio di titoli. Poi facciamo un giro noi di messaggi e torniamo da voi di nuovo con il resto della rassegna stampa. Cerchiamo di essere molto veloci. Ok, allora guarda, partiamo con soli 2 giornali, il primo dei quali torna all'Osservatore Paesano, che è questo giornale quotidiano sportivo religioso. Che intitola Toscano, il diavolo si è messo di traverso. Così ha detto. Risponde l'esorcista a Don Ciccio Sant'Angelo. Non è vero. No. Durante un esorcismo ho chiesto a Satana dove si trovasse sabato pomeriggio. Il signore del male era a prendersi l'aperitivo con Putin, Netanyahu, Kim Jong-un e Pablo Cosentino. Che io tra i 4 mi spaventerei più dell'ultimo. L'editoriale Padre Tamarindo parla del diavolo, sono i giocatori che devono correre come dei dannati. E passiamo alla lista scientifica? Sì, andiamo a Piglia Focus sul caso Sturaro. Esatto, che intitola Sul Cibali aleggia un buco nero. La singolarità gravitazionale di forma scaffoidale Scaffoidale nel senso è forma di scaffa. Si è formata l'anno scorso dopo che l'ennesimo tiro a giro, diciamo di chi, sopra la traversa ha curvato lo spazio-tempo. La spirale oscura sta risucchiando al suo interno prestazioni e gol davanti alla porta. Speriamo che se ne va sto buco nero. Finiremo qui la prima parte. Sì, finiamo qua la prima parte, nei tempi tranquilli, e poi concludiamo tutto dall'altra parte. Non ti sentiamo. Continuiamo noi, Antonio. Non si sente. No, basta, fermatevi un attimo. Adesso andiamo da Giulia per i messaggi. Arrivo. Un vero tifoso incoraggia i giocatori perché anche loro sono esseri umani. Le critiche facciamole fare ai giornalisti che devono scrivere qualcosa, non le critiche facciamole a fine stagione. Se avesse segnato Sturaro o Guglielmotti adesso parleremmo d'altro. Un pizzico di sfortuna. La società non c'entra nulla. Rimboccarsi le maniche è avanti. Buonasera. Secondo me il Catania è stato troppo sprecone. Buonasera, come mai non esistono più i ritiri punitivi? È cambiato anche questo nel calcio? Abbiamo anche cercato di verificare se questa ipotesi fosse nelle previsioni della dirigenza, ma è stato escluso, quindi diciamo si riparte dalla sfuriata di Faggiano sabato sera, a cui sicuramente farà seguito quella del mister alla ripresa degli allenamenti, e quindi si cercherà di correggere per l'ennesima volta questi errori che si reiterano di settimana in settimana. Ancora qualche messaggio? Buonasera a tutti, avrei una domanda. Ma qualora non giungano risultati, Serie B in pochi anni, pensate che la proprietà possa mollare? È da più di 10 anni che siamo in questa categoria. Assurdo. La Serie C è un vuoto a perdere, quindi se cumuli stagioni senza riuscire a ottenere la promozione, è inevitabile che un imprenditore debba fare queste valutazioni. Ancora 2 messaggi. Sì, siamo sempre al solito, anche quest'anno un campionato che vedrà il Catania disputare i play-off. Speriamo che almeno a gennaio si acquistano 4-5 giocatori all'altezza. Chirico io lo terrei, forza Catania sempre, Catania da Mascalucia. Tra l'altro su Chirico possiamo dire che possiamo dare per tramontata l'ipotesi del reintegro di Chirico, perché non si è arrivati a un accordo su quella che doveva essere la parte economica di questo reintegro, quindi diamola per tramontata questa eventualità. Enzo da Priolo scrive: per vincere il campionato ci vogliono giocatori di Serie A e Serie B, come faceva Massimino, altro che giocatori di categoria.
Però il Benevento ci dice il contrario, perché quest'anno ha fatto una Tanti formazione piena di giovani, su tutti Nunziante, un 2007 titolare inamovibile, ed è primo in classifica. Quindi la Juve stabile dell'anno scorso non mi pare che avesse giocatori di Serie A e Serie B, quindi insomma è sempre molto relativo e opinabile questo criterio. Allora, ci fermiamo, Sì, Giulia, ci un fermiamo. attimo, torno dai cugini per completare la rassegna stampa intanto. Ok, Allora, ok. iniziamo con la classica. Col la classico stampa. cantiere dello sport. Iniziamo con il cantiere dello sport che titola 22 colonne. La società pensa a Black Friday ed in campo è di nuovo blackout. Sì. Primo tempo appariscente, il secondo tempo indecente. Si perdono ancora punti in casa e credibilità societaria. Oh, Toscano analizza gara coi campani, vediamo. Sì, abbiamo regalato 2 punti. Bastava poco per portarla a casa. Ci voleva solo più rabbia per poterla vincere, più corsa per mantenere il risultato, più dinamismo per fare almeno un tiro in porta, più voglia per somigliare ad una squadra. Solo questo. Vabbè, poi per il resto, esatto. L'allenatore della Cavese Maiuri? Abbiamo analizzato le partite con Latina, Messina e Turris e abbiamo dedotto che più facevamo schifo e maggiore era la possibilità di portare appunti a casa. E infatti così è stato. Dopo il Black Saturday arriva il Black Friday. Sempre più in sinergia con i tifosi e cavalcando l'onda d'entusiasmo che dilaga. Sempre col tempismo. Esatto, col tempismo, il Catania FC annuncia nuovi sconti su una vasta selezione di articoli di abbigliamento. Inoltre, chi spenderà almeno 270 euro, almeno, potrà assistere agli allenamenti al Cibalino togliendo posto ad un giocatore, se no non ci capono. Ma in questi 270 euro c'è compresa anche la partita col Paternò? No, per quella è altri l'altra. 270 euro. Quella è l'altra, quella è Vabbè, l'altra. allora parliamo dell'occasione di Sturaro. Vai. Per l'ennesima volta il Catania spreca una clamorosa occasione sotto porta che avrebbe potuto valere la vittoria. Adesso la società è in debito anche con la sorte. Sì. Non Andiamo. poteva fare figli e figliastri. Parliamo della la voce del vicepresidente. Dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Cavese, l'amministratore delegato impettito, Sempre col classico British Style, sì, ha dichiarato: sono molto orgoglioso dei ragazzi dello staff per il buffet allestito in sala VIP. E come dargli torto, Sempre d'altra orgogliosi, siamo orgogliosi. Sempre bilanciato. Passiamo. E il resto del librino, vai. Intitola Il Catania non se la cava manco coi Tirreni. Sì. Il Catania, reduce dalla grandissima malacompassa, ma grandissima, in diretta nazionale in Coppa Italia, dove ha risparmiato le energie dei titolari per poi passare in campo durante tutto il secondo tempo, pareggia a Cagavese. Purtroppo sì, l'indifesa post gara Di Gennaro. I mix zone. Abbiamo creato tantissimo tirando per una volta in porta. Per ben una volta in porta. Però la prestazione è positiva. Abbiamo giocato bene per 85 minuti. Poi abbiamo posato la PlayStation e siamo scesi in campo. Sì, vero. Poi dopodiché il migliore in campo stoppa. Sono uscito per crampi. Per fortuna abbiamo riposato in Coppa Italia. Meno male. Il centrocampista Verna: siamo molto stanchi. È stato molto utile il lavoro defaticante svolto dalla squadra durante tutto il secondo tempo. Meno male, sono riposati. Vediamo il mercato di reparazione di gennaio. Per prepararsi al meglio alla campagna acquisti invernale, la società sta anticipando i tempi ed ha già iniziato ad arricchire l'occhio Domacco. Meno male. Così magari ci troviamo preparati. Questa settimana in edicola con il resto del librino. Il grandissimo e in regalo l'utilissimo libro Le basi della comunicazione. Utile. Sponsorizzare i prodotti al momento opportuno, rilasciare interviste che non lasciano sbigottiti e contestualizzare la realtà in cui si opera. Buono. Speriamo che vada a ruba sto libro. Chiudiamo con la chiosa del direttore Vittera. Che dice come può tagliunnare un secondo tempo del genere. L'unico e l'ultimo giornale che abbiamo viene da oltremanica, da oltreoceano, la segna stampa estera. da oltretutto, che è il The Corso Independence, con la classica intervista del presidente Pelligra che dice: Sogno troppo contento che dopo pareggio Cagavese ma trovo a 16.000 km di distanza da Catania. Si chiude, in questo caso ha ragione, in si questo chiude Catania, another very very big Malacombassi, but the society is orgoglious, sempre molto orgogliosi. Quindi chiudiamo la rassegna stampa. Passiamo alla top liscia? Top liscia, cominciamo col quinto posto. Quindi Alla pagina I Cugini ci commenta Gaetano Suma: Sturao, se avevi capito, l'avessi segnato. Sì. A palla ci sbandava una tigna surata. Questo è un altro modo di vederla. magari con i capelli ci arrivava. La fisica è importante. Sì, al quinto posto, Al quarto posto. vabbè, uguale. Catania FC, abbiamo il calendario di dicembre. Cosimo Dormina ci dice il calendario dello Sbento. Va bene, già ci sì. sta. Daniele Cannate invece dice praticamente questo è un promemoria per attaccare i medicinali.
Quando giochiamo in casa, non riuscite ad accattare i medicinali po' figodo. Quando giochiamo in trasferta, a forza di caronine e occhi, poi dolore di testa. Giustamente, sta Quindi questo. Passiamo al terzo posto. Non me lo segno. Alla pagina Facebook Tutto Calcio Catania, la Sicilia di Tacchio, tra poco rientro. Manuel Greco commenta: speriamo, del resto tira più un pelo di Tacchio che un carro di buoi. Orazio Mirabella Ragazzi, Così c'è scritto, così c'è scritto. Orazio Mirabella commenta Manuel Greco dicendo: me lo ricordavo diverso questo proverbio. Anche noi, Ma in fondo anche noi, forse un po' tutti. Forse voluti. Al secondo e il penultimo posto, Catanista Redazione. A gennaio aprirà la finestra invernale. Cosa farà il Catania? Se lo spiega Serafino Greco. Serafino Greco dice: la finestra la chiude perché c'ha si freddo. Sì, Vileno, Chelsea Vileno. Chelsea Vileno. Sperando che non ci faccia Vileno un'altra volta la campagna a questi. Concludiamo al primo posto dalla pagina sempre Catania FC, ovviamente con l'extra Black C'è il Friday, Black Friday, c'è il Black Friday. extra, poi. Extra. Su tutto, 80, pantaloncini, 90, magliettine, tutto. Si vende tutto. Roberto D'Antone scrive: avemo più scundi capunti. Sì, purtroppo si conclude le feste- così. Con questa Grazie, massima, ragazzi. Con questa massima, con questa minima chiudiamo. Con questa minima chiudiamo. Noemi Non Dani Scemi? no, non ci sono domande, stasera non si fanno domande. No, domande no, prossimo. Dobbiamo solo fermarci perché Dopo ce riprendiamo l'abbiamo poi con il calendario, vedremo le No, pagelle. c'è anche una grafica, E abbiamo c'è una preparato grafica particolare, in esatto. particolare. Allora, fra pochissimo restate con noi a Corner e cerchiamo di evitare rumori dallo studio VIP dei cugini. Sono troppi rumori sui microfoni, cerchiamo di perfezionare questa cosa perché è veramente incredibile. Non sbattiamo sui microfoni, mi rivolgo soprattutto ai nostri cugini. A dopo. Allora, eccoci di nuovo insieme, ripartiamo Alessandro con un'analisi con il rendimento del Catania. Sì, è l'aspetto più penalizzante di questo girone d'andata. Adesso Giulia ci mostra i numeri. Sì, vediamo i numeri appunto del Catania, del rendimento che ha fatto in casa con 8 partite giocate, di cui 2 vittorie, 4 pareggi, 2 no. sconfitte. No, non è questo. Comunque, lo riassumo io: le partite sono 9. Ok, le la vittorie grafica. 4, i pareggi 4, le sconfitte 1. Quindi usciamo dalla grafica. Sì, la ok? grafica era sbagliata. I gol fatti sono 7, quelli subiti 3, quindi 7 gol fatti in 9 partite casalinghe. Insomma, è un dato molto preoccupante. E poi 9 partite in casa, 5 partite con risultato negativo, 4 pareggi e una sconfitta in casa, a fronte di 4 vittorie, quindi è chiaro che lì è il vero problema, perché il rendimento esterno finora è stato discreto, possiamo definire discreto. Sì. Possiamo andare alle pagelle? Sì, a questo vediamo punto, le pagelle così. allora, subito con il Sì. migliore. Vediamo subito il migliore per la serie, non c'è 2 senza 3, è proprio lui per la terza volta consecutiva, Matteo vediamo allora le pagelle del campetto, a questo punto c'ho quelle del campetto. Le pagelle, iniziamo dall'allenatore toscano con voto 5, Beters senza voto, Castellini 6, Di Gennaro 5, Anastasio 5,5, Carpani 5, Sturaro 5 che prende il suo posto, 5,5 Verna, 6 Jimenez, 5 Raimo, 6,5 per Stoppa, 5,5 per Guglielmotti che prende successivamente il suo posto, 5,5 anche per Inglese, D'Andrea e Montalto che prende successivamente il posto di quest'ultimo. Quindi una serie di 5,5. Andiamo a vedere Vediamo il giudizio anche- sul migliore. Esatto, che proprio come dicevo poco fa è appunto per la terza volta consecutiva il migliore, Matteo Stoppa con voto 6,5. Non è un caso che il suo calo di rendimento nella ripresa, dovuto ad un problema fisico, coincida con la fase in cui la squadra non riesce più a creare superiorità numerica dalle parti di Boffelli. Ma rimane l'artefice delle cose migliori viste nel segmento in cui il Catania ha la gara in pugno. Sempre lucido nella scelta, si procura e perfettamente trasforma il rigore della speranza. Alessandro, allora lo chiediamo anche... Allora, il 5 a Toscano l'ho motivato prima, secondo me la scelta di non Sturaro, fare giocare di- Guaini per giocare con 2 esterni adattati, secondo me è discutibile. Ma anche l'ingresso in campo di Sturaro a un certo Ma punto l'ingresso in campo di può sempre Sturaro, sembrare conservativo rispetto al risultato ma che c'è sul Stoppa campo. chiede la sostituzione. Intanto non è una scelta tattica, ma è una richiesta del giocatore che aveva dei crampi ai flessori. E a quel punto le alternative in panchina non è che ce ne fossero, quindi
Sturaro comunque sì, Luperini, ma aveva fatto male anche in Coppa Italia, quindi credo che in questo momento nelle scelte di Toscano Luperini non sia tra i giocatori più considerati, ma ci sta anche perché il rendimento è stato assolutamente deludente fino a questo momento. No, l'ingresso di Sturaro, Angelo, secondo me è stato positivo, ci può stare. Sì, ma tra l'altro ha fatto bene anche. Certo, al posto di Stoppa entra Sturaro, può essere letta dalla tribuna come un cambio conservativo, ma al momento della sostituzione nessuno sapeva che era stato Stoppa a chiedere il cambio, quindi col senno di poi Toscano in quel momento ha fatto la scelta che probabilmente doveva fare. Non ci è piaciuto ovviamente questo calo di tensione nel secondo tempo, sì è vero, i giocatori vanno in campo, però c'è anche un tecnico che chiaramente allena le menti dei giocatori ed è tenuto a tenere la tensione più alta possibile, almeno a mio avviso il giudizio su Toscano per la partita di sabato è insufficiente. Oh, bene, allora sentiamo anche Luca. Sì, i voti sono più o meno giusti, forse Raimo meritava un mezzo punto errori in tecnici. più. Io per l'impegno, sì, per l'impegno, la quello corsa, non lo discutiamo. Secondo però me si è impegnato alla grande, poi sono tutti più o sì, meno. anche Carlo so che non è d'accordo con quel 5 perché se la l'ha detto merita anche prima. per intensità, per l'attaccamento, poi ha dei limiti tecnici. È evidente. Visto che parliamo di pagelle, direi di andare a vedere le contropagelle dei cugini. Sì, guarda, Quelle serie. quelle serie. Lancia subito il filmato, così, subito. Sì, vai. Castellini un e mezzo. Quando l'arbitro vuole fare un collina scudandosi Castellina a casa, tu, che sei capitano, ti picchia 4-5 giocatori, poi circondate e ci spiegate che certi comportamenti non sono consoni. Con la stessa educazione e compostezza che potesse avere un Catani si vede appena abbonato a macchina nuova. Di Gennaro un e mezzo. Accanito sostenitore della tesi secondo cui, dato che fra Id e l'attaccante avversario c'è su 15 cm di differenza, le dimensioni non contano. Cappani un e mezzo. No, secondo tempo mentre che c'era si poteva buttare magari a passeare. Penna un e mezzo. Chi va piano passa e va lontano, fino a quando non la pareggiano. Jimenez un e mezzo. No, secondo tempo io che così lento che ci facessi picchiare di neve ma che la picchiare da cassa allo supermercato. Raimo un e mezzo. Iddo rigore. Peccato che avevi per lo 0-0. Stoppa C e mezzo. Ah, come gioca solo primo tempo Stoppa. Inglesi un e mezzo. Si fece picchiare da sindrome di Montatto, sbagliando un gol di testa in Cialarianica, a Bessete 2 R. Guglielmotti un e mezzo. Ciao, se cacuppolito, o bastone e mani un giù dare la carina. Sturaro 0. Testa che non bara si chiama cucuzza. Testa che non segna a match a formare cucuzza. Tu gol a Portaleggio segnava magari Michele Cucuzza. Toscano 1. La domanda sorge spontanea. Picchi in secondo tempo degno da Villa Maragli. Si può perdere, si può pareggiare, ma di sicuro non si può passeare. Avaia comandante. Australia sotto 0. C'è Chiddo che è troppo contento, Dauccia che è troppo orgoglioso e accucchiamo un'aucia di una già vastissima e variopinta collezione di malacombasse. Ma non imbotta! Questa settimana c'è lo sconto del 7% sui capi di abbigliamento che costano quando acchidono Bayern Monaco. Affrettatevi! Quasi al tempo proposito abbiamo una domanda per Carlo Breve. Una domanda. Che sia breve però questa Certo, domanda. Carlo. certo. Ok. Ci scrive Golia dalla Romania, originario di Scampia ma residente in via Naumachia, e chiede a Carlo Breve: ormai tra tifosi e la società / proprietà c'è una scollatura più grande di quella di Diletta Leotta.
che salutiamo, che ci segue. Riusciranno presidenti e dirigenti a ricomporre questa enorme distanza? Ma ora che lo vedo rispondo sulla scollatura. No, su questo. Viva le scollature, dai. Cioè si riuscirà a ricomporre questa distanza, a parte gli scherzi? Tra le scollature? No, Tra i tifosi. Ah, tra i tifosi e la dirigenza? Proprietà, sì. Ah, sì, basta una vittoria a Taranto, si ricompone tutto. Vediamo. Bene, abbiamo dato la risposta. dubbi, però. Vado da Giulia per un paio di messaggi e poi ci fermiamo ancora. E quando torniamo di nuovo insieme parliamo con Carlo Breve del lavoro che sta facendo in questi giorni e anche assieme chiaramente a Luca Di Gregori. Scrivono, Leopardi scrive, ogni anno stessa musica in questo periodo, infortunati e speranza a gennaio. Perché? Con un sacco di punti interrogativi. Però c'è una differenza, Sì, scusami Giulia, No, ti no, interrompo, saldo di più 4 rispetto alla scorsa stagione a questa stessa giornata di campionato. Il Catania l'anno scorso alla 17esima aveva 22 punti, il Catania sul campo ne ha fatti 26, poi c'è il -1 ovviamente, ma ne ha fatti 26. Come mai nessuno mette in evidenza gli errori di Toscano, che sono veramente tanti? Beh, fino a qualche secondo fa Sì, ne abbiamo infatti, parlato, ne abbiamo però parlato poco ecco, fa. non è vero che ne ha fatti tanti. Sì. Tanti mi sembra Non è vero che ne ha fatti Eccessivo. ingeneroso. Sì. Ha lavorato con un organico ridottissimo, con tante difficoltà. Sai cosa pesa, Carlo? Poi torniamo da Giulia. Sì. Secondo me il fatto che si è preparata questa partita sacrificando la Coppa Italia ed esponendosi comunque a quella brutta figura ha amplificato secondo me gli effetti del pareggio interno. Sicuramente, d'accordo con te. Giulia. Buonasera, si deve giocare per forza con il 3-5-2? Cos'è, un dogma irrinunciabile? Beh, ha sempre utilizzato questo sistema Domenica ha di gioco. giocato in maniera diversa, 3-4-1-2 da qualche domenica il Catania. Ma anche nelle altre esperienze in panchina Toscano ha sempre, Il suo o quasi sistema di sempre gioco. utilizzato questo sistema di gioco. L'ultima? Antonio da Trecastagni, gli egoismi sotto porta sono relativamente frequenti. Secondo voi l'allenatore in che modo interviene se ci lavora sopra? Ma io non vedo egoismi, io vedo errori proprio tecnici in fase Errori di egoismo conclusione. non ne abbiamo viste No. assolutamente. Sono Diciamo che stati siamo passati da una degli stagione errori di mira. pali e traverse a una stagione di gol clamorosi sbagliati. Diciamo che errori di mira. allora fra poco di nuovo da Sì. Giulia, ci fermiamo ancora, restate con noi e poi saremo nell'ultimo segmento di Corner. Eccoci, siamo nell'ultimo segmento come annunciato di Corner. Carlo, fra poco torneremo a parlare di Catania, torneremo a parlare del prossimo avversario, del calendario, torneremo ai nostri amici da casa. Il lavoro di questi giorni è importante. Non manca, non manca a te, non manca neanche a Luca, non sta manca, lavorando sì. sui giovani, Tantissimo sul calcio lavoro, giovanile siciliano. Tantissimo lavoro e tra poco iniziano le partite vere, quindi affronteremo con l'Under 17 e l'Under 15 di cui Luca è stato scouting, ha fatto scouting e tanto scouting per mettere a disposizione dei tecnici Lorenzo Corsino e Santino Torre, dei giocatori importanti, e faremo delle amichevoli contro la rappresentativa di Lega Pro. Martedì siamo a Santa Teresa di Riva con l'Under 15, mercoledì saremo a Santa Venerina con l'Under 17 e tra poco finirà anche la selezione dell'Under 19 di Peppe Russo e faremo un'amichevole con una squadra di Serie D e invece il giorno 6 di gennaio affronteremo il Catania FC femminile con la nostra femminile di Daniele Di Salvo, quindi il programma è bello intenso. Luca. Sì, stiamo facendo un gran lavoro con Carlo e tutti i nostri collaboratori, i nostri tecnici. Ricordo ancora una volta per chi non lo sapesse, il torneo delle regioni quest'anno si fa in Sicilia dall'11 al 18 aprile 2025, quindi per noi è ancora motivo di vanto sia per la federazione che per noi tecnici di fare una bella figura per la nostra terra e speriamo che la manifestazione vada in porto nel senso di organizzazione come tiene il nostro presidente Morgano. Torniamo di Già nuovo. che ne parliamo Sì. di talenti, Sì. da sottolineare come dopo Flavio Russo, l'attaccante catanese che milita nel Sassuolo, che ha fatto gol in Serie B, anche Simone Leonardi, altro attaccante catanese, ha fatto gol con la Sampdoria
in Sampdoria Catanzaro 3-3, ragazzo questo di cui si parla un gran bene, Sì. già si era messo in luce al torneo di Viareggio, lo scorso torneo di Viareggio, credo laureandosi anche capocannoniere del E torneo. il fratello Giovanni ha fatto parte della rappresentativa 4 anni fa, ti dico anche lui è stato un talento naturale, secondo me poteva fare di più, è un 2001 e poteva avere, sta giocando in Serie D ma poteva avere secondo me una carriera diversa anche lui. Sì, per quello che diceva Alessandro, io devo dire girando, ma lo sa anche Carlo, abbiamo tanti talenti, abbiamo qualcosa di interessante, dovremmo dare secondo me più fiducia come fanno in Inghilterra, in Spagna, in Germania, in Francia, dove buttano dentro già a 16, 17, 18 anni questi ragazzi. Sì, noi invece lo facciamo meno e quindi secondo me questo è un peccato. Bisogna rischiare di più perché qualcosa nella nostra terra c'è. Torniamo ai messaggi e poi ci concentriamo sul prossimo avversario. Ci vuole pazienza, troppa sfortuna secondo me, devono portare la squadra dalla nostra Santuzza, solo lei li può sbloccare. Mimmo da Catania. Per risparmiare i titolari abbiamo fatto una bruttissima figura a livello nazionale in Coppa, di conseguenza è inaccettabile una prestazione simile 4 giorni dopo. Corner, secondo me il Catania dopo il gol fatto si siede per poi giocare quando qualcuno pareggia. Ecco l'errore. Bisogna fare 2 e 3 gol, dopo eventualmente abbassa il ritmo. Però Sebastiano Giulia, da Catania. però Giulia, una considerazione, questo aspetto emerge in maniera eclatante contro le squadre medio-piccole. Contro altre squadre il Catania questo tipo di calo non l'ha avuto. Col Trapani per esempio ha subito il pareggio a inizio ripresa ma ha avuto la forza per andare sul 2-1, avere il rigore per il potenziale 3-1, quindi secondo me dipende molto. Questo è un problema di stimoli, un problema di tensione nervosa. Un problema proprio di connessione con la partita, cioè a volte ci sono partite che si preparano da sole, vedi la partita col Trapani, la partita di Avellino, e altre che invece però il campionato è questo, Alessandro. Sì, ma non sto dicendo che è una giustificazione, è un limite. Però è una cosa che frequentemente succede con le squadre cosiddette medio-piccole. Un paio di messaggi e poi andremo a vedere il calendario del Catania e dopo il prossimo avversario. Domanda per lo studio: come mai il Catania non riesce mai a giocare a livelli alti in entrambi i tempi? L'abbiamo detto per l'appunto poco questo. fa. Ma uscire dalla Coppa Italia, siamo sicuri che sia stata una buona strategia visto che al momento siamo a 9 punti dalla prima? Saluti da Alfio. Allora, il Catania è tornato da Avellino veramente tenuto con l'elastico, se mi passate l'espressione. C'era una partita martedì e una partita sabato, quindi anche come pianificazione della settimana, con quelle unità a disposizione, io credo che sia stata una scelta corretta. Anche secondo me. Buonasera. L'ultimo. Ok, concludo così in bellezza. Buonasera, abbiamo una signora società, stiamoci zitti e continuiamo così. I gol arriveranno alla faccia dei cucchi. Tifosissima e sempre forza Catania. Allora, adesso riprendiamo Calendario, vediamo la grafica. I prossimi impegni almeno per quanto riguarda la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno. Arriviamo praticamente a gennaio. A gennaio. Vediamo appunto la grafica del calendario del Catania. Domenica 8 dicembre, ore 17:30, Taranto-Catania. Sabato 14 dicembre, ore 17:30, Catania-Potenza. Domenica 22 dicembre, ore 17:30, Catania-Sorrento. Poi ci rivediamo a gennaio, giovedì 9, ore 15, Benevento-Catania. La domenica 12 il Catania giocherà con la Juventus Next Gen al Massimiliano. Sì. Per quanto riguarda Taranto-Catania, Angelo, abbiamo aggiornamenti su possibili restrizioni? Sì, c'è un divieto di trasferta per i tifosi del Catania che sarà ufficializzato diciamo nelle prossime ore e si attende il provvedimento. Abbastanza prevedibile. È stato così negli ultimi anni, quindi seguono quella linea. Sarà già certamente tracciata. Sarà quello il provvedimento. Adesso il prossimo avversario è proprio il Taranto. Sì. Che è proprio appunto il Taranto. Vediamo appunto il rendimento del Taranto che ricordiamo ha 10 punti di penalizzazione e vede con 17 partite giocate, 3 vittorie, 4 pareggi, 10 sconfitte, 10 gol fatti e 28 gol subiti. Vediamo anche il rendimento in casa con 8 partite giocate, 2 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte, 6 gol fatti e 7 gol subiti. I migliori marcatori sono Zigoni con 3 gol, Battimella con 2 gol e Sciba sempre con 2 gol.
Quindi come si vede in casa hanno perso segnano solo poco, hanno ma perso solo 2 volte. e subiscono pochi gol. Questo 7 gol in deve 8 essere un partite. monito per la squadra, perché non sarà una partita facile. E hanno vinto ad Avellino e hanno battuto il Cerignola. Sì. Una squadra Sì. un po' pazza, ecco, da questo punto Sì, di vista. che ha comunque delle turbolenze al suo interno, perché comunque c'è una situazione societaria poco chiara. Sarà Gautieri una partita dove l'aspetto tattico e tecnico si farà. E quello è un campo caldo. Sarà una partita dove conterà alto, conterà Carattere, tanto determinazione. carattere, tanta voglia di vincere, tanta voglia di stare attenti, concentrati sul pezzo, e poi emergeranno le maggiori qualità del Catania. Sì, ci sono A parità di condizioni. alcune individualità comunque discrete. Il portiere secondo me è molto affidabile, De Santis al centro della difesa, Mastro Monaco che è un esterno destro che Di ha grande buona qualità, gamba, sicuramente. e poi in avanti alternano vari interpreti, non hanno un vero e proprio capocannoniere. Però insomma penso che il problema maggiore sia quello di scardinare la difesa piuttosto che contenere le avanzate del Taranto. Alessandro, a proposito di questa partita, l'infermeria si è un po', diciamo, svuotata, anche se i giocatori non sono al top della condizione. Abbiamo visto Sturaro tornare in campo, abbiamo visto De Rose che potrebbe, pronto a fare lo stesso percorso di Sturaro, Guglielmotti è rientrato, Ierardi era in panchina, Lunetta mi risulta che da questa settimana tornerà in gruppo, quindi diciamo l'emergenza, tolti Gega e Celli, credo che sia per cessare. Anche Di Tacchio, voglio dire. Di Tacchio però ci vorrà un po' più di tempo, sicuramente rispetto al calendario abbiamo visto, ce lo aspettiamo magari per Benevento, ecco, come proiezione. Il problema è che diffidato era Anastasio, ha preso il giallo con la Cavese, quindi verrà squalificato, quindi a quel punto bisogna capire se Ierardi può tornare a fare il titolare subito, perché ti serve un braccetto, e soprattutto capire sulle corsie, visto che ti manca Anastasio per squalifica e Lunetta non credo che sia utilizzabile subito, o rischi Guglielmotti dal primo minuto e quindi togli Carpani da quella zona ibrida e fai con Guglielmotti e Raimo, oppure non so quale possa essere un'altra soluzione. Questa è la più probabile. Penso anch'io. Allora, siamo arrivati alla fine anche stasera con Corner. Un paio di messaggi, solo due per chiudere. Ok. Ma siamo sicuri che a Taranto si vince? Siamo sicuri di fare 2 vittorie in casa con il Sorrento e il Potenza? Attenzione, altro che playoff, scrivono. Un passo avanti e 2 Nessuno ha indietro. detto che si è sicuri di vincere a Taranto. No, infatti. Un passo avanti e 2 indietro. Non riusciamo a dare continuità ai risultati e meno male che dovevano concentrarsi sul campionato. L'anno scorso di questi tempi Lucarelli aspettava a gennaio, ora idem. Le squadre vincenti si costruiscono a maggio-giugno, Luigi Curva Nord. L'ultimo proprio. Domenica a Taranto la vedo brutta, a Taranto ci stanno aspettando per risollevarsi, spero che non sia così. Grazie, riguardo Giulio. quella considerazione sul mercato di gennaio, io non credo che questa sia una squadra da rivoluzionare. Bisogna fare degli interventi mirati, in primis in attacco, dove stanno emergendo le criticità maggiori, e poi sicuramente qualcosa a centrocampo è un altro difensore, però dico se indovini gli interventi chirurgici in attacco, secondo me questa è una squadra che può veramente fare un giro di ritorno importante. Grazie Alessandro Vagliasini. Grazie a voi. Grazie a Carlo Breve. Grazie Angelo, buona serata a Grazie tutti. a Luca Di Grazie Gregorio. Angelo, buona serata. Grazie Giulia. Grazie a voi e grazie per averci seguito. Vado dai cugini, ragazzi, buonasera. Sì, ciao Ragazzi. Allora, l'appuntamento, noi torniamo domenica, intanto per quanto riguarda la partita con diretta stadio, ma prima ancora c'è preview venerdì sera con Marco Carli, e dobbiamo ricordare che poi lunedì noi saremo qui per raccontare la partita che si gioca il giorno dell'Immacolata, vale a dire domenica prossima. Fra poco, subito dopo la sigla, c'è la differita integrale di Catania Cavese. Magari guardate solo il primo tempo. Con Carlo Breve, no, guardatela tutta la partita con Carlo Breve e Marco Carli. A tutti la buona serata e ci ritroviamo lunedì con Corner.